Seconda corsa dall'Arcoveggio, il premio Museo del Trotto di Migliarino Ferrara. Confronto per 5 e 6 anni, vincitori da 15 a 45.000 euro in carriera. Cavalli di ottimo livello in pista. Favorita è diventata Appia Express, che aveva aperto a 5 e ora è a 2,50. Cavalla svedese alla prima uscita italiana per il training di Alessandro Gocciadoro, con buoni riferimenti in Svezia. Alternativa Eternal Hope con Roberto Vecchione, poi Eoli e Per con Vincenzo Luongo. Campo completo dei partenti: all'1 Eli dei Greppi, 2 Ellodi, 3 Eternal Hope, 4 Escudo, 5 Eoli e Per, 6 Esperanza SSG, 7 Appia Express. Si ritrae dal 6 Esperanza SSG, che con quei partitori di dentro non scatta, e si va con lotta per il comando. È veloce Eternal Hope a largo Escudo, Eoli e Per all'esterno, Ellodi che in corda mantiene la posizione all'imbocco della prima curva, e così Ellodi al comando nei confronti di Eternal Hope, che insiste con decisione all'esterno, tende ad avvantaggiarsi. A largo c'è Escudo in terza ruota, Eternal Hope che fa fatica a passare sulla curva, aspetta la dritta per distendersi, mentre galoppa Numero Eli dei 1 Greppi. Eli dei All'esterno è Greppi rimasto squalificato. Escudo, poi Eoli e Per in seconda pariglia esterna a precedere Speranza SSG. Va di dentro in terza posizione in corda Appia Express. 29,4 per il lancio di Eternal Hope, che guida nei confronti di Escudo all'esterno, e Eoli e Per in seconda pariglia. Seconda in corda c'è Ellodi che precede Appia Express, alla retroguardia Speranza SSG. 44,6 per i primi 600 metri di corsa. Eternal Hope al comando, Escudo che prova ad andare sulla testa della corsa, Eoli e Per sempre in pariglia, chiudendo in corda Ellodi, poi Esperanza SSG che stampa terza in corda Appia Express. 30 il secondo quarto di gara, 59,4 il giro, Eternal Hope in vantaggio, Escudo all'esterno in corda Ellodi, poi Eoli e Per che precede Speranza SSG, e quindi Appia Express, chilometro in 1,14,6 per Eternal Hope che ora allunga, cala invece Escudo, scatta in terza corsia Eoli e Per che si trascina Speranza SSG a 400 dalla conclusione, prova ad aprire i rubinetti Roberto Vecchione per scappare con Eternal Hope 14,6 la retta di là, si avvicina Eoli e Per all'esterno, Speranza SSG è in pariglia, poi Ellodi rimane in coda, Appia Express all'ingresso dell'addirittura d'arrivo è in vantaggio Eternal Hope, scatta in terza corsia Speranza SSG, in corda sempre Ellodi, Eternal Hope in vantaggio con una di margine nei confronti di Speranza che arriva forte, va di dentro Appia Express, Eternal in vantaggio, ci prova Speranza, Eternal che ancora qualcosa, Eternal Hope che vince su Speranza SSG. Al terzo posto forse Appia Express riesce a battere di dentro Eoli e Per. 29,6 ad arrivare, 1,13,9 cost to cost per Eternal Hope. Roberto Vecchione per il team Elert, i colori della scuderia Mir, la vittoria della 5 anni da Crazy Wow che si impone in cost to cost, arriva forte ma tardi Speranza SSG a fare il secondo. Al terzo di dentro Appia Express che ha optato per un rientro soft. Vince Eternal Hope, Roberto Vecchione, il team Elert, la scuderia Mir.